Sono Nicola Masiero, lavoro come infermiere presso il CSM dei Colli di Padova. Il nostro lavoro ci permette di agire in modo autonomo e responsabile, tenendo sempre ben presente la dignità e il rispetto del paziente. Sottolineo rispetto come parola importante del nostro lavoro, ponendo sempre attenzione e considerazione ai bisogni e alle emozioni che ogni paziente ha. Sono Lucia Busolin, lavoro presso l'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Campo San Piero. La cosa principale è sicuramente la formazione, ma anche l'ascolto che vuol dire fermarsi un attimo e ascoltare veramente quello che le persone hanno da dirci. Ricordiamoci che il tempo dell'ascolto è tempo di assistenza. Per me è un po' la base di tutto. Buongiorno, sono il dottor Federico Salmaso, sono un infermiere e svolgo la mia professione presso il servizio infermieristico di assistenza domiciliare e a breve assumerò anche l'incarico di infermiere di famiglia e di comunità. Una nuova figura che trova tra i suoi principi di base la promozione della salute attraverso una partecipazione attiva delle persone, delle famiglie e della collettività nella tutela e promozione della salute, grazie anche alla creazione di un rapporto di fiducia con gli assistiti che si conquista attraverso la prossimità, la continuità dell'assistenza e il rispetto del vissuto delle persone. Uno dei principi che reputo fondamentale è il principio di autodeterminazione della persona, tenendo ben presente la sua unicità, la sua storia, i suoi valori, i suoi legami e la sua fragilità, ponendola quindi al centro del suo percorso di cura e ben consapevole dei suoi bisogni di salute. Mentre tra i vari valori legati alla professione infermieristica io considero fondamentale la responsabilità, intesa non solo come l'adempimento del proprio dovere, ma come un impegno profondo verso il rispetto della persona, verso la qualità delle cure, l'etica ed il sapere. Essere infermiere oggi significa assumere decisioni complesse in autonomia, spesso in tempi rapidi e in condizioni difficili. È proprio per questo che serve un forte senso di responsabilità verso le persone, verso la comunità e anche verso la professione stessa. È questo che permette di crescere come professionisti e al tempo stesso di generare fiducia e cambiamento. Buongiorno, sono la dottoressa Enrica Cavinato, sono infermiera presso l'assistenza domiciliare del distretto di Campo San Piero. Se dovessi scegliere un principio da trasmettere alle nuove generazioni di infermieri, sceglierei senza dubbio la responsabilità accompagnata dall'impegno. In questi quasi 20 anni di lavoro, infatti, ho capito che essere infermieri significa prima di tutto prendersi cura, ma non solo dei pazienti, anche delle proprie scelte nell'agire quotidiano e dell'impatto che abbiamo sugli altri. La responsabilità non è un peso così, è il cuore della nostra professione. Significa esserci davvero anche quando tutto sembra complicato e costa fatica. Accanto a questo c'è un valore invece che considero fondamentale, è l'empatia. La tecnica è importante, lo studio è indispensabile, ma senza empatia rischiamo di perdere il senso e il fulcro di ciò che facciamo. Ogni persona che incontriamo porta con sé una storia, una paura, un bisogno e per noi direi è doveroso riconoscere la sofferenza dell'altro rispondendo con presenza e rispetto. L'empatia ci rende capaci di entrare in relazione autentica con la persona e pure coi caregiver e la famiglia dell'assistito. Pertanto alle nuove generazioni vorrei dire di mettersi in gioco, di ascoltare e sentire veramente, di farsi coinvolgere. Ogni giorno che vivete da infermieri è un'occasione per crescere non solo come professionisti, ma anche come persone. Siate orgogliosi quindi di quello che fate, perché fare l'infermiere non è solo un lavoro, ma è un modo di stare nel mondo che merita di essere vissuto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Irene Sturaro e sono un'infermiera. Lavoro presso l'unità operativa di pronto soccorso e 118 degli ospedali riuniti di Padova Sud. Negli anni la professione infermieristica ha subito notevoli cambiamenti. Dall'istituzione del corso di laurea negli anni 2000 sono aumentate sempre di più le nostre competenze e le responsabilità. In pronto soccorso veniamo costantemente coinvolti in corsi di aggiornamento e formazione sul campo inerenti a tematiche di vario tipo, quali il triage, la gestione intraospedaliera ed extraospedaliera del paziente traumatologico e delle principali emergenze medico-chirurgiche.
Nel dipartimento d'emergenza l'infermiere si occupa di tutto il processo di cura del paziente nella sua fase acuta, lavorando a stretto contatto con altre figure quali medici d'urgenza, medici specialisti e operatori sociosanitari. Il focus dell'equipe è la presa in carico del paziente a 360 gradi, cercando anche di fornire un supporto emotivo in un momento che è così delicato. L'empatia è infatti un valore fondamentale che non va mai trascurato o messo in secondo piano rispetto alle abilità teorico-pratiche. Per concludere vorrei dire che abbiamo scelto questo lavoro non per svolgere una missione, ma per essere dei professionisti che affrontano quotidianamente il proprio lavoro con impegno e con dedizione. Sono la dottoressa Tassolisa, infermiera presso la patologia neonatale Nido di Campo San Piero. Se dovessi trasmettere dei principi e dei valori alle nuove generazioni di professionisti sarebbero queste. Allora, in primis, l'empatia. È vero che nel nostro lavoro è fondamentale avere competenze teoriche e pratiche, ma ciò che in questi anni ho visto è che fa tantissimo la differenza per i nostri assistiti avere comunque dei professionisti accanto che sappiano anche ascoltare, avere una parola di conforto, che siano gentili e pazienti con loro. Noi andiamo a contatto con tantissimi vissuti, con tantissime esperienze, con molte situazioni tra le più diverse. E quindi il fatto di avere comunque un professionista che appunto abbia un sorriso, una gentilezza, una pacca sulla spalla o che comunque abbia un ascolto attivo fa veramente tanto per loro. E l'altra cosa fondamentale per me è non perdere mai la motivazione e la passione che di solito si ha all'inizio del percorso, quando ancora si è tirocinanti, quando c'è quella voglia di curiosità, di imparare, di mettersi in gioco e soprattutto di dare insomma comunque tutto te stesso per il lavoro. E non nego che a volte ci saranno situazioni, soprattutto in questo periodo storico, in cui a volte ti chiederai chi me l'ha fatto fare, nel senso che ti interrogherai sulle motivazioni per cui hai scelto questo lavoro, ma proprio saranno proprio i pazienti a rispondere a questa domanda, perché ti torna tantissimo, spesso ti torna molto più di quanto dai. Hai a livello umano delle gratificazioni, delle soddisfazioni assurde, e non parlo solo di grazie o di occhi grati, ma anche proprio la consapevolezza di aver fatto nel tuo piccolo qualcosa di utile, di aver lasciato il segno, di aver comunque aiutato altre persone, ti fa proprio sentire di avere un bel posto nel mondo. Per cui è questo che vi auguro, di trovare il vostro posto e di non perdere mai quella luce negli occhi che dona il nostro lavoro, perché è veramente bellissimo. Sono la dottoressa Sabrina Antoniolo, lavoro presso il SISP, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ospedale dei Colli di Padova. Cosa vorrei trasmettere alle nuove generazioni di infermieri? Sicuramente l'ascolto e l'accoglienza del paziente e la crescita professionale. Sono Maria Teresa Bottaro, infermiere con funzioni di coordinamento, coordinatore dell'Hospice di Montagnana UOC Cure Palliative Distretto 5. Sono 2 i principi valori che vorrei fossero trasferiti alle generazioni future, e sono il principio di identità professionale e il rispetto per la dignità della persona. In un momento storico in cui l'intelligenza artificiale sta evolvendo sempre di più, è necessario sempre, ogni giorno, nella nostra attività quotidiana, mantenere viva la nostra identità professionale. Siamo professionisti della salute, con un bagaglio culturale, e abbiamo delle competenze specifiche, che non sono solamente competenze cliniche, ma sono competenze etiche, psicosociali, di lavoro in equipe e soprattutto comunicativo-relazionali. Inoltre, legandomi proprio a questa competenza comunicativo-relazionale, arriviamo al secondo principio, che è il rispetto della persona e della sua dignità. Rispetto per noi stessi, per i colleghi con cui lavoriamo, per tutte le persone con cui veniamo a contatto ogni giorno e soprattutto con le persone che sono ricoverate nei nostri reparti, che seguiamo a domicilio e in ogni ambito in cui noi lavoriamo. Sono persone che sono diverse tra loro, con la loro storia,
ma che hanno, soprattutto i pazienti ricoverati e le persone che seguiamo a domicilio, una malattia, che a volte è anche una malattia terminale, ma che però hanno in comune un aspetto, un principio, un valore che è molto importante, che è quello della dignità. Ognuna di loro ha la loro dignità che deve essere rispettata fino alla fine della vita.